Saluti a tutti e benvenuti a una puntata nuova di Saianna de su Tempus. Un viaggio entro su dei sprendas dell'archeologia sarda. I Sardusu e Sumari, una relata che comincia già ai 8000 anni a oggi, in su Neolitico, quando i vividori della Sardegna andanta fino a Spagna, fino a Savranza de su Cavo e Giossu, poi commerciare sussidiana questa perda preziosa che si agattara in su Monte Arci. In i millennius che funti benius a Goa, i sardus anti sempre un perau sumari, po viaggiai, po commerciai sprotusius che vianta pedius de sa Sardegna, se sono questioni de saprata o di altro metallus. E dunque in questa puntata ho sapere argomenti, punti stetius, il rapporto intrus de sa Sardegna antica e tutto il resto del suo Mediterraneo. E su fatto comunque sa un focus a intrus de tutto questo che c'è stato intro dei Sardus e i popolus de Sumari. Cominciamo dunque con un giasso importante per tutta la Sardegna e Nuragesa, questo del romanzeso, seso in Sartipiano de Poddiarvu, in su comune de Vizi, a un archeologi hanno agattato una città di Nuragesa, a un è scrovetta Sambra, che indiniera sul Mar Baltico, ma pure Europa de Obregidrojo. Seusu in sa bidda de Vizi, in Bravagia, questo luogo doinanta Poddiarvu. In oggi, già 100 anni a oggi, l'archeologo Antoni Taramelli ha agattato questa bidda de dati in Nuragesa. Una bidda che tiene più di 100 barraccas, ma la cosa di importo umano è che ha due punti Tempius a Megaron. È un edificio unico in tutta l'archeologia sarda, se sono questioni sul labirinto. Tutto questo muro che tiene una forma circolare, tiene una camminera che si porta a intro. Un goro di una struttura a un archeologi in anni 90 hanno agattato più di 5.000 perdas de quarzo, perdas de colori arrubio, de colori arbu. Aita serbianta, forse si viera sa parte finale di un pellegrinaggio, di un cammino sacro che portara sardus, manoscetti sardus, poiché sapere, in oggi hanno agattato un sciacumanno di cannacas de ambra e altri materiali che vengono dei Balcani oppure di altre parti del Mediterraneo. Sicuramente questa struttura non era serrata, non tenia una grovettura, ma era aperta.
Tutto su che sabiri in noi è sta cappiau non scetti a sa sagralidade, ma a su commercio e si scambius a entro de popolazioni differenti. Sesu in su Goro, in su centro de sa Sardigna, ma in quest'epoca, se questionendi de più de 3000 anni aoi, sardus e etrus populus attobianta in noi, po si scambiai non scetti materiali, non scetti a inasa, ma puro cultura. Quando Antoni Taramelli vi arribau in oggi vostra prima porta a Singhizzu de su Noicentus, e noi dovia da una duppa fatta de mattas de sruegiu che da carrajanta tutti gli edifici. Agora, in scanto de annus, vunt ingizzaus gli scavus archeologicus che anti corbau un sciacumannu de barraccas, ma non scetti barraccas. Oi scieusu che sa vita del romanzesu est cumenzada in s'edadi su Brunzu, seusu in su 1400 annantis de Cristu, e agora in scanto de seculus, seusu in su 1100 1000 annantis de Cristu, sa vita si trasformarà in un santuario, in una sorta del luogo sacro, sicché meda barraccas che teniantano funzioni civili, vunt diventadas invece tempius. Però sa cosa più interessante è sicuramente sul fatto che a romanzesu agattasu su numero più sarto de tempius a Megaron de tutta sa Sardigna in un unico giasso. Una delle strutture sicuramente interessanti, posso rispettare sa parte scientifica e isarrelata con i popolus de tutto su Mediterraneo, ma non scetti su Mediterraneo, ora de tutto Europa, esti proprio questo edificio. Poi testi importanti, poi gli archeologi in anni 90 e s'inizio degli anni 2000 anti gorbau in menoi a intrus, dove metros de terra, ma pure insomma mattas, follas, chi anta carrajau a goda secoli, anzi dei millennius, questo edificio. Anti corbau ceramicas nuragesas, che vunt stetia fraigadas in noi, ma puru cannacas e arroghigeddus de ambra. Nosu sceus oi che s'ambra non esti sarda, non esti una perda, un minerali chi s'agattare in Sardigna. Anti fattu is analisi e anti scrovetto che quest'ambra dieniera de un luogo attesu meda, de su Mar Baltico a nord, ma puru de sa zona dell'Europa de Obrecidrojo. Sesu questionendi de sa Rumenite. Sa Rumenite est un'ambra chi s'agattara in sa Romania. Dunque, 3000 annus a oi, questo luogo mancai a intrus de sa Sardigna, via connottu e un perau puru de sa gente che arrivara de atteso. Poi ta Sambra ha tentu sempre questo valori sicuramente apotropaico o donare energia oppure servire argomenti status symbol, una cosa che è stirrare in Sardegna che in dieni di atteso tengono un valore per un anno chi a Carara ha una verda che invece s'agattara facilmente Sardegna pensato a Sossidiana, dunque sa rarità e sul fatto che in dieni di atteso donare importanza a questa verda. Ma noi tutto poi sul fatto di agattai ambra o altrus oggettus a inasa che indieniti de altre parti dell'Europa s'aggiuda a comprendi che questo logus vianta eia santuarius dove era tutta sa parte sacra, spirituali, ma sicuramente sa funzioni più importanti fia cussa deve toviare gente. Dunque non si sbagliamo a questionare pure del mercato, un luogo a undi si vorrenti scambiare i merci, però sempre sotto del suo controllo de sa divinità. E sapere quali esti sa divinità o is divinitadisi
che chi benianta pregadas in su giassu del romanzesu. In questo luogo, chi vuole suonare fatau, a intro de una duppa de matas de sruegiu, agattausu mera strutturas. I strutturas più diffundias, a intro de questa bidda, vunti i barraccas dei attopius. Duncas, sicuramente in sedade nuragesa, in menoi s'attopianta ischivianta i principisi de sa sociedade. E s'attopianta però, sezzendisi, in questa sperdas, che siguinti sa parte interna de sa barracca, e s'accaranta a questa struttura, chi nosu oi zerriausu focolari. Questa sperdas serbianta a allogai su vogu, oppure in certa topus dove era una statuetta che simboleggiava un uragi. Su uragi, in questo tempus, esti diveniu una divinità. Forse si fu dai noi, che i principisi sardus con mercantisi che indienianta de altru logus de su mundu, s'attopianta po si scambiai i sainas. Questa strutturas vunti avarraras già intattas, mancai funti passaus millennius. Bieus ancora a intro de sperdas s'argidda, sa malta che serbiera podenni isperdas accappiadas su una s'atra. Chiaramente oi bieus questa barraccas a cielo aperto, ma in s'antichidadi teniant una grovettura fatta de truncus de linna, linna de castangiu, e in pizzus dove ponient mancai naisi de mattas, ma puru argidda, che servira a isolare meglio sa struttura. Dunque se noi dove era una temperatura costante, sicuramente avarrante noi pure in sierru via necessario a tenni basca a intrus comunque a ciccare non tenni vrius, dunque un perendi s'argidda po isolai eppure su vogu po si callentai come ti per subire in noi. Su Sancta Sanctorum, dedotto su santuario, esti su puzzu. Seso è intro de questa struttura, come ti può esibire i mursu, vunti come ti cussus dei nuragisi, tendenti a si restringi, a vello chi arziaso. In bascius, dove esti su pavimento de perda de granito, e i sedilisi a un si sezianta sicuramente poi vai i ritualisi de s'acqua. Ma non esti uno puzzu vero e proprio, poiché s'acqua di arrivare de due canalas, non sceso a un di essi samizza originaria, e scetti pagubortas, s'acqua di arziera e di essi di noi. Ma questo è stato possibile a partire dagli anni 50, poiché quando estette un'annata de siccagna, anticicao s'acqua in noi locali vizzesi scianta che noi dovia s'acqua in sandeso anti arrogao s'intrada de su puzzu anti posto uno scanto de dubus de argida che arrivara finzas a 1 chilometro di distanza. Dunque soi bieso scetti una parte de su puzzu, tutto s'altro non tu puoi subire poiché estetius del rutto. Ma sa cosa più importante sicuramente è che esti s'unico a toppu di tutta questa Sardegna archeologica a onde è possibile a sisezzi a intrusu de una aposentu a onde doiesti s'acqua. La cosa interessante è che su puzzu è una cosa unica con un anditu, che teneri gradonisi, puru perdas ficchidas come in minir, sicuramente ianta simbolleggiare sa fertilità, sa ricchezza dell'acqua, e da cabara finzas a un
un teatro però non de dadi rega o romana, ma un teatro de dadi nuragesa. E partendo da su puzzu e camminando a intrus de un anditu lungo più di 10 metri, si arriverà in questa struttura. Una struttura che non è proprio circolare, tiene di questa forma ellissoidali e due punti uno scanto di gradonisi di verda di granito. Ita succedia da noi, ita serviera questo luogo. Sicuramente la presenza dei gradonisi di verda s'aggiura da pensare che sa gente forse si sezzia da come ti sofendi Deu in moi. Is antigus, i scrittori antigus, come Solino o Aristotele, questionano dei spuzzu sacrus de sa Sardigna a come il logus de giudizio. I tabolinai si questionano de ordalia de su germanico antico, urtail su giudizio de Deus, quando un uomini vura accusau de si furà una breve uno pegus, isogus isusu venianta incingiaus un s'acqua e gusto decidia da chi era innocenti o colpevoli. Poca bai dunque sa ragionamento a pizzus des teatrus de dadi nuragesa è sicuro che in noi accadianta puru i scambios entro dei mercis che derribanta de atteso, ma pure un luogo dove si vadianta precatorias o forse si ballus, spettaculus, non dusceus, ma sicuramente strutturas come ti gustas si hanno un'idea, un'immagine più manna e più moderna de sa Sardigna, de dadi nuragesa. Tutte le città più mannas e più importanti de sa Sardigna romana vunti nascias e si vunti adelantadas accanto ai sumari. Non su conosceus Casteddu, conosceus Tarros, Nora, Turis Libisonis, ma dove est pure una città importanti, che stette importanti pure in s'antichidadi, che è si gusta de Terranoa. Nasciri si pensara grazie ai Saregus, che hanno donato pure questo nome, Olbia Bolirinai in arego antico, pregiata, sicuramente possa posizioni chi tenia da chi tennidi ancora accanto ai sumari. De ingunisi dunque sa tutti i produsius de sa gaddura partianta pollompi in altro logus de su Mediterraneo. Su Mediterraneo che è un gimittorio de naisi de s'antichidadi. In Sardegna, medas cavus, punti stetiu vattus, proprio asutta de sumari e anti boga opillo naisi arrastus de nai de sedadi antica. In su museo de Olbia a 11 andaus eu subiu uno scanto de arrastus chi anti agattau vendi traballos in soporto de Terranoa. Custus arrastus vunti allogaus beni meda, poita vianta asutta de Sarena. Agode uno scanto de annus de traballos del restauro, oi poreus biri tutto questa naisi beni allogatas in questa seu chi esti vatta proprio accanto de su porto. Sumari e i Sardus, una relata che durara mille e mille annus, non sempre i vazzili, e su a comprendi mellus su chiesti accadessio, a intrus de isa relatas con is atrus populus de su Mediterraneo e in su museo archeologico de Olbia. Sesu in su porto, su museo archeologico tenere proprio sa forma de una nai che esti attraccara a su porto. Olbia esti una de cittadi prus antigas de sa Sardegna. Stette affondata sicuramente dei Saregus in primo seculus anantis de Cristu e su nomini puru Olbia dieniri de Saregu Olbia Ghibonnai pregiada, ma in questo sentito Ollinai che sul luogo onde andi posto sa città e su porto vi era reparato dei sbentus. In oggi sapere uno scanto de naisi de dadi vandalica
che funt stettias affundadas e sderrutas dei vandalos. Is vandalos chi indiant da s'Africa in is primus seculus a.C. e si funt allogadas a sutta de s'arena de su mari e oi funt esponnidas a intrus de unu dei museus archeologicus più bellus de totu sa Sardigna. Sighe sì. Su Mesuterraneu, duscieus, est unu scrisogiu mannu de repertus archeologicus. Por su nai est puru unu gimitoriu mannu, a onde funt affundadas unu sciacu mannu de naisi, de edadi romana, ma ancora prima punica, nuragesa e mesuevali puru. Ma sicuramente s'edadi romana sa chi ha restituiu de prusu repertus commenti broinas chi conteniant in origini produsius commenti solleoria, su trigu e su garum puru. I tessi su garum est unu prattu chi is romanus praxiat mera, poita fu fattu cun pisci chi fu lassau a purdiai, con geru, forse sì, con vino, con altre sostanzias, e viaggiare in tutto su Mediterraneo. Sa prumanna località che ha fatto su Garum e si stette a Spagna. De ingunisi si moviant tutto in Asia che bettiant questa cosa de pappai in tutto su Mediterraneo. In questo museo de Olbia teneso uno sciacu mannu de broinas che teniti come ti può esibire uno scanto de breminis in pizzus che si contanta de una storia fatta a intrus a sute sumari che si durara uno sciacu mannu de seculus e de millennius. Siamo abituati a questionare de mari d'età antica, prima di tutto età romana, pensando che sia stata la prima volta che gli uomini sono andati a mare. Ma quando è che sominis populus hanno cominciato a viaggiare con i naisi? Noi siamo forse abituati a donare per sicuro che forse si sominis spostati per su con is arrugas. Questo è vero, sicuramente a partire dall'età romana, con tutto sabia delle arrugas in tutto il mondo connoto in quest'epoca, ma su mari è stato sempre forse su vettori principali del movimento dei popoli. Su Mediterraneo forse si è autostrada dell'epoca e dopo essi sicuro chi somini ha cominciato a navigare già in sa preistoria. Somini è arrivato in Sardegna già in su Paleolitico e sicuramente conosceva già qualcuna barca, ma anche rudimentali, po' bene in quest'isola. In oggi vorrei subire proprio i ancoras de Verda che hanno agattato i sfondalis de sumari de Olbia che si contanta di una storia di sa navigazione che si cominciara già sicuramente in su Neolitico, quando i sardus de pianta andai po' mari po' bendi sossidiana, questa perda importante mera che si agattara in su Monte Arci e che si stette agattata in giassus archeologicus de su Neolitico antico, stannai 8000 anni a primo de Cristo, già in Catalogna, dunque i sardus andanta po' mari, non dudi mianta, commenti calincuno annao, commenti calincuno poi ripensai, ma un peranta su mari proprio commenti a ruga po' si spostai. A cosa sapere in età romana due vunti in sa marineria romana, sardus mera, che vunti ammiraglius de sa flotta a romana. Ai cinendi arribauso finzas su Mesuevo, a undi sardus sigita andai po' mari. Certo, i sardus non teniant questa necessità di chi tenenti altros populus de si spostai po' ciccai cose vapai o altra ricchezza che teniant già in sa terra ferma.
e sonau che sardo su Biagianta sicuramente già a partire dessa preistoria e si dà in uragesa teneso uno scambio, ma non meda con i popolus de opregitrojo, ma puru de scuricatrojo. Inzando su itta giganta, sceso che sa Sardegna è una terra ricca meda de metallus, de minerali, prima di tutto sa parte de Caveggiosso. Però dov'era un problema, poi stavo a fare i brunzittus, su brunzito sceso è una lega, a entro de sarramini e sustaini, dove era bisogno de ramini. Sa Sardegna du denari mai pago meda, che toccare andare a dupigai in Sisula de Cipro. Iniziando su de Sisula de Cipro, veniera con naisi o de sardus o de cipriotas o altri mercanti de sa su Mediterraneo de Ovregidrojo e arrivara con una forma particolare, di nanta oxide ingots, stanai in peddi de drau. Questa peddi de drau de arramini veniva callentata, sciolta in su fuoco e aici ottenianta i brunzittus che rappresentanta personaggi, animali e altra inas. E noi ci teniamo proprio un esempio simbolico, un esempio importante in meda dessa brunzistica figurata dessa Sardegna, una nai. Ho conosceso centinaio prusomanco de naisi, de sedati in uragesa, che assimilano mera sicuramente ai naisi che andanta in sa realidad in summari. Mera de questa naisi vunti stetti agattatas in stumbas etruscas de su Lazio e de sa Toscana e sicuramente vi era una prenda importante dei principi e dei nobili. Dunque oi sceus con sicurezza che i sardus andanta a mare si postanta a Opregidrojo, ma puru a Satravarti, a Scuricatrojo, in Safrica de Susu, eppure sicuramente andanta a divigai sustaini de su Capeggiosso de sa Bretagna manna. A primo che doveva essere la scopetta dell'America, in su 1492, su Mediterraneo fu sul luogo più frequentato dei naisi in antichità. Nosu sceus che in sfondali del su Mediterraneo e preno del rastus dei naisi. Però non è facile sempre da tornare a Salluci. Dunque, in anni 90, quando vunta torrendo a fare su porto de Olbia, hanno fatto una scrovetta importante mera, una delle scrovette sottomarine più importanti di tutta la storia dell'archeologia sarda e chi vorrese pure de gussa europea. Quando vunta vendi straballus, hanno gattao 5 naisi d'età vandalica. Questa naisi vunta stati a incendiata, tanti posti a fuoco, i vandalus, che contano una popolazione barbarica di origine germanica, che ha deciso di conquistare la Sardegna, come incendi proprio del suo capo e suso, de Olbia. Dunque, antiposti a fuoco a tutto il supporto, ai nasi che dovianta, e per noi oggi questa è stata una fortuna, poiché grazie proprio a questo fuoco si sono allogata finza a oggi. Certo non è stato facile a fare uno scavo subacqueo e a cercare di allogare dotto e da sabettire in un apposento che vieta seguro può allogare bene tutto questa linea. Poi da sceso tutto su questi di regine organica non è facile ad allogare poi sanno su a bene. Dunque, anti de più vai, un edificio come ti gusto che desunava a Singhizzo, a Simbilla a una nai e si attaccava proprio a supporto e poi tenere una temperatura costante che si dona la possibilità di allogare per sempre e in maniera stabile tutto questa linea che vorrei esibire a entro de gustus apposentus. Sanai è un mondo viticheddu che si muove in su mare. Aici ha ridefinito sa navigazione in età antica che è l'incun archeologo del su mare.
E in sul Museo Archeologico di Olbia porsu biri una ricostruzione che hanno fatto gli archeologi e che si fa ricomprendi meglio su ita bettianta in aisi in su vondo, in sa stiva. Come ti vorrei subire tenesu, un sciacumanno de broinasa, de argida, chi de nianta intrusu, de sonau, cibus, alimentus documenti su trigu, documenti sollo, su binu e puru su garum, calincuno prato. Oi, quando andausu a ciccà in su fundali dei marisi, agattausu scetti tottu sughi su mari ari allogau, commenti prato su d'argida, su brumbu commenti is ancoras o i puncias chi serbianta a ponni a intro del sune e del satra tottu il linnasa chi fadianta sa parte bascia de inaisi. In plus, noi non scesu già in nuda dei hominis, dei feminas, che diventa a intro de sannai, canto genti è morta, mancai in tempestas, canto genti si spostara in s'antichidadi, canto sardus andanta a mari. Dunque è importante a conoscere non scetti tutto i sainas, i soggettus che dovunti a intro de nai, ma ciccai de pensai, de immaginai cantu genti tutto questa analisi antivattu movi, de s'antichidadi finzas a oi. Chistionendi de mari, de relatas con altros populus, sesu torrausu a biri su giassu de Sarquis Forros, chi s'agattara accanta de su passu de su correboi a intrusu de su tremini tra sa Bravagia e Sollasta. Questo luogo è stato un luogo di attobiu, de populus, de cultura differenti, già più di 3000 anni oi. A intro de tempro, s'archeologa Maria Osilia Fadda, della Soprintendenza Archeologica poi provincias de Tattari di Nugoro, ha riagattato uno scrisoggio fatto de ainas, de ramini e de brunzo. Uno scanto de gustas ainas viendianta sicuramente dell'Europa de sopregitocio. Ma narasu suspantu è donato del suo fatto che in un luogo aicia intrusu de s'isola de Sardigna vunti l'ompius populus de su mari che hanno attraversato parti della Sardigna poi arrivai proprio in su goru de s'isola a onde dove vura de subiu in isatra spuntatas un santuario, un luogo onde in discallanta i mineralisi poi vai arrogus de brunzu o altro materiali che tenniri su sentido de su sacro. Io subio duncas a commenti in una zona aici sperdia oi comunque dovira sicuramente meta genti metas culturas chi s'attopianta a intrusu del suo proprio luogo. A più di millimetrus de artaria, in su tremini e intrus de sa Bravagia e Sollasta, dove est uno dei santuarios nuragesos più importanti de tottu sa Sardigna. Già negli anni 80, i archeologi hanno bogato pillo uno scanto di edifizios che vunti sicuramente de sedadi e su verro, di teneus più de 10. Si questionendi de sa parte finale de sedadi nuragesa, sa chi zerriaus edadi de su verro. Dunque, in questo momento i nuragesi non beniti prusu fra i gausu. Poiché è cambiata la società, poiché mera nuragesi vunti abbandonaus, altros sderrutus e sperdas dei nuragesi ben intiumperaras a bovai uno scanto di edifizius, commenti gusto sacro, che deniri uno scanto di apposentus. Proprio in oggi, i archeologi hanno agattau tres apposentus con sa parte vinali onde dovieron un focolare che teniera sperdas non de granito, de schisto, che funti sperdas naturali de gusto monti, ma vunta verdas commenti su basalto, sa drachiti, sarenaria e su graccari, che nienti de altro logos de sa Sardigna, se su questionendi de chilometros de distanza. Ma questo è importante, poi si fa comprendi come ti avvianta i scommerzius e s'architettura de dati nuragesa. Mancai seus in una zona
plus interna de sa Sardigna, comunque in oggi vunt arribaus uno scantu de ainas, ma puru oggettus de arti, chi benint de attesu mera. Proprio in questo edificio is archeologus ant bogadu a pillu chilus e chilus de ainas de brunzu, chi indeniant forsis dei Balcanis. Ma non est scetti custa sa cosa importante, poita sempre noi, is archeologus ant agattau unu ziru filisteu cun un'iscritta in feniciu. Ancora depit essi tradusia custa scritta, non sceus bene itanara, forsi si chistionat de cummercius antigus o forsis de religioni. Duncas sa religione est sicuramente su, naraus, argomentu principali chi navigat a intrus de custus itus, ma non scetti sa religione, poita noi seus in unu puntu strategicu mera, seus in sa baddi acanta de su Correboi, è sempre stetiu un logu de tremine intrus de sa brabaja de soll'asta, e noi ci depiant passai po forza is pastoris de sa brabaja chi voliant andare a fare sa transumanzia prus abasciu, duncas finzas a sa prana de su Campidanu. Sa cosa sicuramente prus importante è che tutti gli edifici che bieus oi, che tenenti sa perda vista, 3000 anni a oi teniant invece s'intonacu, dunque viant sicuramente più bellus de biri, e in uno scantu de attopus eusubiu puru che questo intonacu viera affraurigiau cun coloris s'azulu in primis, dunque sicuramente is apposentus de in uragesus teniant coloris differentis, dunque non bienta sa perda. Ite succedu de is annos 80 a oi? Is iscavus funt sighius, is archeologus mancai chene soluzioni de continuidade sighiu a scavare e a bogai uno scantu de temprus a Megaron, dunque custu è sul logu che diene de prusu, diene su tresi, e in prusu, 2 annos a oi, is archeologus ant agattau puru una sorta de teatro nuragesu, a onde sa gente si setziat po castiai o is spettaculus, o forzis is sacrificius, o forzis is pregadorias. Sicuramente sa parte de sa storia prus affascinante, prus connota de tutta sa Sardigna est cussa nuragesa. A bortas però si scarescesu ca doi est totu su Mesuevu. In su Mesuevu nascint in Sardigna giudicaus, commenti cussu de Casteddu, cussu de Arbarè, cussu de Turrisi e cussu puru de sa Gaddura. 4 rennus a onde dove viera a ricchesa, dove viant già i lesi, chi viant a s'avanguardia post-epoca. E in tutta sa Sardigna dove vunti prus o mancu 100 casteddus de quest'epoca. Questo casteddus vunti una parte sderrutus, un'altra parte però punti stetus arrestaraus e dus voreus visitare. Però questo ortapurus decidiu de si vai bisai questo logus cichendi de dus torrai a fraigai con sammenti, con s'aggiudu de sa tecnologia, e dunque con biriscetti muru sderrutus, ma puru strutturas integras commenti viant 1000 annos a oi. Per questa puntata è su sciaperau de biri su Casteddu de Savà in Sabidda de Posadas, dunque in sa Sardigna de Susu, ma a sa parte de Precitroju, e esubiu argumenti posada in sedati medioevali via da un luogo importante mera e poi da un luogo de frontiera.
esposto in una costiera mesana orientale all'Accana con Sagaddura in un ubrano userente a su mare. Due rios colanti sabadde e pusti scollatu ororo de Saida fa che nascere un'osi naturalistica amparata, ricca de flora e de fauna unicas. In una bolla fatta dai suo papa Urbano II, i su 1090 chimbi, s'agatta sa prima referenza scritta de Saida de Vasada, mentre sa testimonias archeologiche plus antiche agattadas in questo luogo sono de età nuragica. Dai sughi essi da campo, da se buscava regentes, pare che già da epoca venizia e posca plus affirmo in sedate punica, su dretto de Vasada l'impitaianta commenti scalo logistico quando si faghian traversadas in mare per commerciare. S'importo de Saida, che al luogo de un cambio de commercio, fia da varrado finas a tempos invenientes. Sa a portu tibulas caralis, una de sabbatro via maiores fraigadas in tempo romanos imperiales, con lei ad intretto de Vasada potrà mudare all'estru homines e merzes. Su castello de Savae è fraigato in un cuccuro de Sa Rocca de Vasada, un licuccu calcario che so de Saida linaranta a Balassa Sa Rocca de su castello. Mancari non sisca da sicuro, quando l'han fraigatu, sa letteratura e sus studios in salleada pesadesa han confermato che vivia già de su de 3 seculos. So Visconte Giuga de Gallura in su de 3 seculos tanto impittaianta su castello bombardiare sa faina sissoro de produzione e mercantiles. Su castello, per una purrata, fia di stato fino a spossedimento de su giuigato de Arborea. Conforme sa documentazione a disponimento, non si vuole conoscere sospiessino de sismanio de su castello, ma si pensa che lei enta fortiato mescamente su de bartodichi seculos. Tanto su castello de Savae fia di mezzo de sa scontieras inter de su comune de Pisa e sos aragonesos e posca intro custos ultimos e so giughe de Arborea. Quando Vasada aia fatto parte de su dottu de sos possedimentos aragonesos in Sardegna, su castello aia perdito sa balia strategica sua, de Roccaforte in difesa de su luogo e aia cominciato a nobalere Casimeda. Tutto su vraigo l'han fatto con pedra de cada genia isquadradas in su luogo. Sa pianta, quadrangolare irregolare, tenia un muro vraigato, como che como e mezzo sciusciato, in un impizzo vivia un coladroge merulato. In intro de s'accordo de su muros vivia una filera de chisterras, può assicurare su frunimento de abba si bessere di stato un arrodio istentoso. Su dretto a pede sa torre maiore de su castello e mannu belle 400 metros quadratos, affurriato da un muro de difesa che como esti sciusciato belle de su tutto. Un portale con iscalittas innanti si sfossatas in sa rocca giughia da sa prazza de sas armas, ue galuoe si indepesa ad una torre a pianta quadra de 7 metri de longaria cada costato e 20 metri d'altaria. In su chirro a est de sa torre, cu su cara a sa costera, si bienta una monofora larga e una columbera strinta. Sempre in sa mattessi ala, a s'artaria de 4 metri e mezzo, bassa ghenna d'entrada a sos aposento de intru. In intro vi sono 3 staulados con scalas. Una trappa fa che darziare a sa coperta de sa torre, può ampagnare e bardiare su territorio a furrio. Sa torre derroccata, po tempo meda, l'anta conzata 2 portas, in sus annos 60 e 80 de su de 20 seculos. Meruleddos de genia guelfa, sin che riconosciant in parte in su coronamento de sa torre e in uno scanto stretto de su muros. Sa varistoria, contat chi su numene de su castello nasca per una contessi da piesinnata. Contat chi in una de sa stanzas assartilladas sissoro sommoros aiant arrodiato Vasada, pensende che sa gente è accedito diretto. Sos pasadinos aiant parato fronte con una bistesa, o con binchera sommoros che tenian calo un mandico e buffon giumeda. So de Vasada aiant dato un pungio de vai a un colombo viaggiatore, ferto apposta poiché lo vagare ruere in sa campata nemica. Si sto come breno de vai de su bugione, aia convinto de aberu sommoros che sos pasadinos teniant a galo roba meda de mandigare e buffare.
Son moros, iscorados de enquelear al lestru saída en sa rocca, hayan picado e se che fiat andados. Pare pruschi bera sadoria chi su casteddu tenge a cussu numene leadu de su chi l'aia fraigadu o su comandante de sa rocca. In uno scanto scritto su s'amenadu fava, po sa gurodaria pasadina es presente parizza portas. Grazie a dunque a questo traballo fatto della regione autonoma della Sardegna e su un prendio de Brusu a come diventa is casteddus me sue valisi della Sardegna. Chi se piace questo video e tu boresi torrai a viri, onde boresi biriatro su, fatto sempre in maniera tecnologica, depese andai in Sarrezza e digitai virtualarcheologi.sardegnacultura.it. Ancora una volta, se l'ompius a cabo di questa puntata ed è peso torrai grazie a tutti i personi, a tutti i sentisi che santi a Giurau. E stanai, la regione autonoma della Sardegna, assessorava a cultura, ed è peso torrai grazie a su comune di Vizi e a sa cooperativa Istelai che tiene in gestione su Giassu del Romanzeso. Torra su grazie a puru a su comune di Terranoa e a su museo archeologico de Olbia, a su comune di Biddaman e Strisaili e sa cooperativa Irei che tiene in gestione su Giassu del Sarco e Sforros. Torra su grazie a puru a Bosatros che esidente sa pazienza di esibire e scurtai e si gubiraus a si torra a viri ciraghieni sempre con una puntata noa de Saianna de Sudencos a Sibiri Chizzi.